Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Maltempo in Sicilia, piogge intense, vento forte, mareggiate colpiscono Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, neve sull'Etna oltre i 1800 metri, ritardi nei voli e soccorsi a Floresta, miglioramento previsto da giovedì. Agguato a Gela, un 22enne ferito da almeno 4 colpi di pistola davanti all'abitazione della fidanzata, arrestato il cugino 19enne. Proseguono le indagini per individuare il complice alla guida di uno scooter. Rider pagati 3 euro a consegna, 4 indagati per caporalato a Messina, indagini dei carabinieri su un'azienda del food delivery. Elicotteri americani nel cuore del Parco delle Madonie, in allarme i sindaci che chiedono chiarimenti su voli e autorizzazioni. Preoccupa anche la nave metaniera russa alla deriva tra Lampedusa e Malta. Proseguono senza sosta le ricerche del bambino di 2 anni disperso nel naufragio a Lampedusa, mentre la madre sopravvissuta lotta con il grave trauma. Gli altri 64 migranti, tra cui 10 bambini, sono stati tratti in salvo. Catania, paura questa mattina nel quartiere Cappuccini per un incendio scoppiato in un appartamento di Via America, evacuato il palazzo e rimossa una bombola di GPL. Soccorsi alcuni agenti intossicati dal fumo, ancora da chiarire le cause del rogo. Calcio, nonostante la vittoria di ieri ad Altamura, il futuro di Toscano al Catania sembra ormai al capolinea. La società riflette sul nuovo tecnico in vista dei play-off. Serie B, dopo la pesante sconfitta di Monza, il Palermo vuole subito riscattarsi. Domani al Barbera arriva la Juve Stabia con qualche cambio tattico e assenze pesanti da gestire. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci del maltempo in queste ore in Sicilia, soprattutto nella parte orientale dell'isola dove è allerta arancione. Sono tante le scuole chiuse nei diversi comuni, pioggia, mareggiate e temperature più rigide ci accompagneranno almeno sino a giovedì. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Ombrelli aperti e scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della Sicilia orientale per l'allerta arancione proclamata dalla Protezione Civile regionale. Il maltempo, che flagellerà in particolare i territori di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, si estenderà, secondo le previsioni di Alfredo Aragonese di Meteo Sicilia, anche ai prossimi giorni, con piogge intense e un graduale abbassamento delle temperature. 4 voli che dovevano atterrare tra le 7.13 e le 7.39 a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono partiti in ritardo di alcune ore. Coinvolti paesi della fascia pedemontana. I vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti ieri per aiutare una famiglia proveniente da Catania, rimasta impantanata con il proprio fuoristrada, con a bordo 2 bambini 6 e 10 anni, in una zona impervia del territorio di Floresta. Le condizioni proibitive del terreno hanno ostacolato l'avanzamento dei mezzi di soccorso e di quelli della forestale, rendendo necessario in una fase dell'intervento procedere a piedi per raggiungerli. Neve sopra i 1800 metri sull'Etna, ma già da mercoledì anche a quote più basse, a 1300 metri. La provincia più fredda è Enna con 4 gradi di minima e 10 di massima. Attesi 150 mm di pioggia, mareggiate e forti venti. Molto mossi il canale di Sicilia e il Mar Ionio, si prevedono mareggiate con onde alte sino ai 3-4 metri, ma non saranno devastanti come il ciclone Harry. Il miglioramento delle condizioni meteo avverrà da giovedì, ma il tempo sarà instabile. Nessuna avvisaglia di primavera al momento. Andiamo a Gela, 4 colpi di pistola sono stati esplosi in strada davanti alla casa della fidanzata della vittima. Proprio a Gela l'Arma dei Carabinieri ha arrestato un 19enne, si tratta di Giovanni Raniolo, con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Avrebbe sparato al cugino proprio al culmine di contrasti personali nati forse per un motorino. Gerry Italia.
È sera in via Neri a Gela. Uno scooter arriva davanti all'abitazione della fidanzata della vittima. In pochi istanti gli spari, almeno 4 colpi esplosi ad altezza uomo. Il bersaglio è Antonino Raniolo, 22 anni, che rimane ferito a un piede. A premere il grilletto, secondo gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, sarebbe stato il cugino 19enne Giovanni Raniolo. Dopo mesi di indagini, la Procura della Repubblica di Gela ha ottenuto dal Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a contrasti personali maturati nei giorni precedenti, forse una lite legata a un motorino. L'agguato sarebbe stato premeditato. Il giovane avrebbe raggiunto la zona come passeggero su uno scooter guidato da un complice ancora da identificare. Subito dopo gli spari la vittima si è presentata all'ospedale Vittorio Emanuele con una ferita d'arma da fuoco al piede sinistro. Ai militari racconta però un'altra versione, una caduta dal ciclomotore. Solo le successive indagini tra testimonianze, analisi dei telefoni e immagini di videosorveglianza permettono di ricostruire la dinamica reale. L'arma utilizzata, una pistola calibro 9, non è ancora stata trovata. Per gli investigatori l'episodio è l'ennesimo segnale di una pericolosa escalation, discussioni banali che sfociano nell'uso delle armi da fuoco. Questa è una degenerazione che non fa assolutamente bene a questo territorio e che purtroppo continua a essere una delle caratteristiche di Gela e del suo comprensorio. Un clima di reticenza che, spiegano gli inquirenti, spesso rende più difficile far emergere la verità. I giovani, tra l'altro legati da un legame di parentela, che sin da subito la vittima ha tentato di nascondere l'evento simulando un incidente stradale. In questo caso però le indagini hanno comunque portato all'arresto del presunto responsabile, adesso detenuto nel carcere di Balate, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il complice alla guida dello scooter. Una società messinese, adesso in liquidazione, avrebbe sfruttato decine di rider, controllandoli e gestendoli secondo un vero e proprio caporalato digitale. Sono 4 gli indagati in questa operazione. Francesco Triolo. Un vero e proprio capolarato digitale con paghe ottimo, molto al di sotto del contratto nazionale. A scoprirlo un'indagine della Procura di Messina su una società messinese del settore del food delivery, adesso in liquidazione. Sono 4 le persone indagate, l'amministratore e 3 collaboratori della società, con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro su decine di rider, tutti studenti universitari o giovani messinesi. La società coinvolta utilizzava una piattaforma informatica proprietaria che, mediante algoritmi predefiniti, gestiva unilateralmente l'assegnazione degli ordini, vincoli operativi e il controllo costante delle prestazioni dei rider, con i responsabili che monitoravano i tempi di esecuzione. In caso di ritardi o lentezze chiamavano telefonicamente i rider, imponendo spesso come velocizzare il turno, rider che non avevano nemmeno la possibilità o la libertà di rifiutare una consegna. Una rider rimasta coinvolta in un sinistro durante l'attività ha anche subito pressioni psicologiche per indurla a dimettersi per evitare controlli dell'INAIL, emesse sanzioni per quasi 67.000 euro, elusi contributi previdenziali e assistenziali per quasi 700.000 euro. È stato accertato come la società monitorava i compensi corrisposti a circa 300 rider per non superare la soglia dei 5.000 euro l'anno, per rimanere nel tetto della prestazione occasionale. Gli indagati, inoltre, venuti a conoscenza delle indagini, avrebbero cercato di occultare le prove a loro carico. Nessuna traccia di pentimento, nessun senso di colpa. Giovanni Barreca, l'uomo accusato della strage di Altavilla Milicia avvenuta durante un drammatico esorcismo fatto di sevizie mortali nei confronti di moglie e figli, resta convinto di aver agito bene e che i suoi cari risorgeranno grazie alle sue azioni. Manlio Viola. Sostiene di aver parlato di recente con la moglie e di aver ricevuto la visita in carcere di un uccellino che gli avrebbe annunciato che suo figlio Emanuel risorgerà. Continuano i deliri di Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver assassinato dopo 5 giorni di sevizie e torture la moglie Antonella Salamone di 40 anni e i 2 figli minori Kevin ed Emanuele di 15 e 5 anni. La strage risale a febbraio 2024 e avvenne al culmine di un tragico esorcismo nato dalla convinzione che le vittime fossero possedute dal demonio. Per quel delitto, oltre Barreca, sono imputati i predicatori, i fratelli di Dio, ovvero Sabrina Fina e Massimo Carandente, e la figlia maggiore di Barreca, Miriam, unica sopravvissuta alla strage, già condannata a 12 anni e 8 mesi dal Tribunale dei minori per aver partecipato attivamente al delitto. I nuovi dettagli della pazzia di Barreca sono emersi durante un incidente probatorio che è stato riportato in fase processuale. Al processo sono stati ascoltati anche alcuni conoscenti della famiglia. Una donna ha raccontato che Barreca era ossessionato dal demonio. In precedenza avrebbe rifiutato di completare
annullare un acquisto di un divano usato perché ritenuto indemoniato. Secondo tutti i periti che hanno visitato Barreca, sia quelli del tribunale che quelli di parte e persino secondo la criminologa Roberta Bruzzone, Barreca non è in grado di intendere e di volere e la sua assenza di pentimento deriva dalla convinzione che i suoi familiari risorgeranno proprio grazie alle sue azioni. Intanto i funerali di Daniela Zinnanti, uccisa a coltellate dal compagno reo confesso, saranno domani alle 16 nel Duomo di Messina. In serata, dalle 21 alle 23 in Piazza Duomo, amici e cittadini hanno organizzato una fiaccolata in sua memoria con lo slogan «Doveva essere una in più, non una in meno». I promotori invitano la città a reagire all'indifferenza e a sostenere la lotta contro i femminicidi. Nel cuore del parco delle Madonie atterrano gli elicotteri americani, esercitazioni oppure altro. I sindaci dei comuni in provincia di Palermo scrivono al governatore Schifani dicendo vogliamo chiarimenti su questi movimenti. Intanto il PD annuncia un'interrogazione parlamentare. Marco Gullà. Elicotteri americani nelle Madonie. La presenza di velivoli degli Stati Uniti in Sicilia, documentata da alcune immagini, sta creando preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell'area in provincia di Palermo. Dopo aver visto le foto nella pagina ufficiale degli USA Navy, 22 sindaci e il presidente del parco delle Madonie hanno scritto al governatore Schifani e al prefetto Mariani per sapere se fossero stati avvisati di esercitazioni, se e da quale ente il piano di volo sia stato autorizzato, se in caso positivo sia stata effettuata la procedura di valutazione di incidenza ambientale per le esercitazioni militari. Gli elicotteri starebbero facendo dei voli di addestramento, ma i sindaci segnalano che i velivoli hanno fatto degli atterraggi su Piano Catarineci, area di particolare pregio naturalistico situata nel cuore del Parco delle Madonie. Sulla vicenda la deputata regionale del PD, Valentina Chinnici, ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Siamo davvero preoccupati del fatto che non solo i sindaci non erano a conoscenza, ma immaginiamo che neanche il presidente Schifani sapesse nulla. In ogni caso abbiamo il diritto come siciliani di sapere se la Sicilia viene considerata dagli americani una base di guerra, visto che questa esercitazione è stata anche rivendicata nei canali ufficiali dell'esercito della Marina americana. Ma a far preoccupare c'è anche la situazione della nave metaniera russa alla deriva nel Mediterraneo tra Lampedusa e Malta e bomba ecologica che potrebbe causare danni in tutta l'area circostante. Continuano le ricerche del piccolo di 2 anni disperso durante un naufragio. L'appello di Save the Children. Servono vie sicure di accesso all'Europa. Il caro carburanti pesa anche sui trafficanti. Lorena Dolci. Non si dà pace la donna della Sierra Leone sopravvissuta al naufragio in cui risulta disperso il suo bambino di 2 anni. Accanto a lei, nell'hotspot di Lampedusa, un team di psicologi per aiutarla ad affrontare un trauma così enorme. Lei, caduta in mare mentre il barcone pieno d'acqua sta affondando, cerca di stringere forte il piccolo, ma le scivola dalle braccia in quei momenti concitati. Poi lo vede sparire fra le onde. Disperso è l'eufemismo pietoso in mancanza del corpo. Le ricerche del bambino sono ancora in corso, tutti salvi gli altri migranti. A soccorrerli una motovedetta della Guardia Costiera che è riuscita a salvare 64 persone. Il barchino di 9 metri era partito da Sfax in Tunisia la sera di venerdì scorso, dopo meno di 24 ore il naufragio. Di fronte a queste tragiche notizie ribadiamo con forza la richiesta di aprire canali regolari e sicuri verso l'Europa, che garantiscano il rispetto dei diritti umani e di attivare un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso in mare per salvare persone in pericolo. Sono 100 i bambini morti o dispersi negli ultimi 3 anni. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, nei primi 2 mesi di quest'anno sono già 500 le vittime, oltre un terzo dell'intero anno precedente. Intanto altri migranti sono stati sbarcati a Lampedusa, 2 minorenni sono ricoverati per ipotermia. All'hotspot al momento ci sono 154 ospiti e sugli sbarchi arriva l'onda lunga della guerra. Secondo un'analisi del Centro Studi Internazionali, il caro carburanti riguarda anche gli scafisti che hanno già alzato i prezzi delle traversate. A Barcellona, Pozzo di Gotto, nel messinese minaccia insulti a Cateno De Luca, mentre a Lentini, nel siracusano, proiettile sull'auto di un consigliere comunale. Luca Ciliberti.
Minacce e intimidazioni che avvelenano il clima della politica in Sicilia. 2 episodi differenti in 2 luoghi differenti, la violenza inaudita contro 2 personaggi politici come unico comune denominatore. A Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, ha denunciato di essere stato inseguito e minacciato dopo aver pronunciato parole forti contro i comportamenti mafiosi e per la legalità durante un comizio sul territorio. La gravità di ciò che si è verificato a Barcellona abbiamo avuto modo già di farlo presente a un esposto agli organi inquirenti e non possiamo accettare che la libertà d'opinione e anche di potersi candidare si scontri poi con alcune logiche che riguardano magari un consolidamento di alcune forze politiche che oggi hanno paura di perdere il loro potere. Solidarietà bipartisan al deputato regionale e sindaco di Taormina che in questi giorni è impegnato nella campagna elettorale per le amministrative. Un altro attacco inquietante alla politica è arrivato da Lentini, in provincia di Siracusa. Il consigliere comunale Giuseppe Vasta, esponente del Movimento per le Autonomie, ha trovato un proiettile sul parabrezza dell'auto. È firmatario di 2 mozioni di sfiducia all'attuale sindaco. Un atto grave e meschino che ha scosso tantissimo me e la mia famiglia. La sensazione, dicono i referenti locali degli autonomisti, è che ci si trovi di fronte a un'ulteriore fonte di intimidazione per scoraggiare chi ha firmato la sfiducia. Questo, senza ombra di dubbio, è ciò che oggi si vive e si respira nell'aria. Voltiamo pagina. A Catania, fiamme in un appartamento, evacuata una palazzina del quartiere Cappuccini, intossicati alcuni poliziotti ma in forma lieve. Si indaga ancora sulle cause dell'incendio. Eva Spampinato. Paura questa mattina a Catania, nel quartiere Cappuccini, dove un incendio è scoppiato in un appartamento di questa palazzina di via America. Le fiamme, forse partite da un cortocircuito, hanno rapidamente invaso l'abitazione, generando fumo e panico tra i residenti. Sono stato svegliato dalla polizia che praticamente c'era qua accanto in questa casa che è presa a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno fatto evacuare l'intero palazzo, piuttosto vecchio e con appartamenti tutti vicini tra loro. Non lo so la cosa che cosa è stata, però no di gas. Penso sempre cose di aria condizionata, cose elettriche. Un vecchio armadio ha preso fuoco e per sicurezza i poliziotti hanno rimosso una bombola di GPL dall'appartamento, portandola lontana dal pericolo. Siamo stati una mezz'oretta, 40 minuti qui sotto e poi ci hanno fatto salire di nuovo a casa. Alcuni agenti sono stati accompagnati in ospedale per il fumo inalato, ma nessuno in pericolo. Saranno le indagini dei vigili del fuoco ad accertare i reali motivi del rogo. Restiamo a Catania, una vasta operazione anti-abusivismo e antidegrado ha interessato via Dusmet, con particolare attenzione a Villa Pacini e al mercato della pescheria. Polizia di Stato, polizia locale, squadre comunali hanno sequestrato merci e rimosso installazioni abusive, sanzionando 19 ambulanti per quasi 10.000 euro. Liberata una tonnellata di rifiuti e restituita ai cittadini un'ampia porzione di suolo pubblico, ripristinando legalità e decoro. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi racconteremo la storia di un falso portiere all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Torniamo tra un attimo. Seconda parte di Sicilia 24, a Palermo un uomo si aggirava per i locali dell'ospedale Villa Sofia con fare professionale e disinvolto, cartellino e tessera per utilizzare gli ascensori. Tutti pensavano fosse il portiere, ma non era vero ed è stato denunciato il servizio. Si muoveva tra i corridoi dell'ospedale Villa Sofia di Palermo con la disinvoltura di un veterano e un'autorità tale da non sollevare il minimo sospetto. Sguardo fiero di chi presidia l'ingresso di ambulatori e corsie con grande professionalità. Ma l'apparenza inganna, gli atteggiamenti da esperto della security servivano a mascherare una grande verità. Il pensionato di 68 anni non era un dipendente della struttura né un addetto alla sicurezza autorizzato. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre svolgeva tutti gli effetti attività di portierato. A rendere credibile la sua posizione agli occhi dei pazienti e del personale ignaro era un kit di ordinanza curato nei minimi dettagli, un tesserino identificativo contraffatto completo di fototessere e logo ufficiali
sociale dell'azienda ospedaliera, nonché un badge elettronico, risultato abilitato al comando e all'utilizzo degli ascensori della struttura, che gli avrebbe garantito la piena libertà di movimento tra i reparti. Ma, come si suol dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri e adesso è accusato di falsità materiale commessa dal privato. Una mostra per celebrare la donna e la sua forza al Liceo Einaudi di Siracusa. Fino a mercoledì prossimo sarà possibile vedere le opere dell'artista Giusy Pistritto, realizzate con la tecnica dell'iperrealismo. Sentiamo La donna ha un grande valore personale, un grande valore anche a livello di diritti, quindi che possono essere diritti lavorativi. La cultura del rispetto della donna va diffusa soprattutto già da quando si è piccoli. Anche per questo la mostra è stata allestita qui, a scuola, al Liceo Einaudi. Molte delle protagoniste hanno dei tratti molto vicini alle nostre studentesse, alle donne e alle ragazze che caratterizzano la nostra età. Ci vuole forza e coraggio. Mister Toscano vicino all'esonero dalla panchina del Catania. Inizieremo proprio con questo argomento, l'ultima parte del nostro telegiornale dedicata al calcio, tra poco, dopo una pausa. Siamo al calcio toscano e il Catania potrebbero lasciarsi a brevissimo, questo emerge dalla mattinata di oggi, l'esonero potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, ma sentiamo Marco Carli. Toscano al capolinea, si andrebbe dunque verso l'esonero del tecnico che ha guidato la squadra nell'ultimo anno e mezzo. Questo emerge dalle prime ore di lavoro del club dopo la partita di Altamura. Non sarebbe bastata la vittoria di ieri per assicurare all'allenatore la permanenza. Il gol di Casasola che fa vincere il Catania, l'esultanza vicino ai tifosi che volevano i 3 punti, Casasola e Donnarumma che si schierano con il tecnico e una società che riflette da tempo ormai sul ruolo dell'allenatore e che sembrerebbe abbia risposto alla domanda, sempre la stessa, legata all'espressione di gioco e alla capacità di adattamento del tecnico. E soprattutto se vittorie come quella di Altamura possono dare garanzie in vista dei playoff, dove il Catania deve giocare per ottenere la promozione e non perdere un'altra stagione. Ecco perché nel frattempo si sono sondati vari nomi, da Caserta poi finito all'Empoli, fino ad altri nomi come quello di Maran, ex di turno, contattato ma senza seguito al momento. L'allenatore nuovo non farà parte probabilmente del ventaglio dei nomi finora usciti. Di certo una caratteristica cercata è una maggiore duttilità nel modo di schierare la squadra. 6 partite da giocare per conservare il secondo posto, la Salernitana è a -7, dunque la situazione sarebbe abbastanza sotto controllo, ma soprattutto 6 partite per trovare le alchimie giuste in vista dei playoff. Ad Altamura gli ultimi minuti hanno visto un Catania proiettato in avanti con più giocatori in campo capaci di riempire l'area, di fornire palloni giocabili alle punte. A Toscano non sarebbe bastato per conservare la panchina, ma è da quella base che si deve partire per coronare il sogno. E naturalmente la puntata di questa sera di Corner, come sempre alle 20:45 su Telecolor, sarà interamente dedicata al Catania e dunque a questo momento probabilmente, come avete sentito dal nostro servizio, è una questione di ore e certamente all'interno di Corner avrete tutte le informazioni e tutti gli approfondimenti su quanto concerne appunto la vicenda dell'allenatore del Catania. Ma restiamo al calcio, è già vigilia di campionato per il Palermo che dopo la batosta di Monza domani affronterà in casa la Juve Stabia, dubbi di formazione per Inzaghi. Marco Gullà. Dimenticare Monza. Il Palermo vuole ripartire dopo la brusca frenata di sabato e lo deve anche fare in fretta, visto che domani a Barbera arriva la Juve Stabia nel turno infrasettimanale di campionato. I 3 gol incassati sabato a Monza hanno riportato sulla terra i rosanero una sconfitta esagerata nel passivo, ma che comunque ha messo in evidenza un dato: il Palermo ha grandi difficoltà a fare il risultato contro le dirette concorrenti per la promozione play-off. Poi penso che la squadra abbia dato tutto quello che aveva in campo, ripeto, è una partita molto strana da commentare, quindi mi trovo veramente in difficoltà e
Sì, c'è già una partita martedì con la Juve Stabia, quindi insomma dobbiamo ripartire subito. Inzaghi è orientato a cambiare qualcosa nella gara di domani al Barbera delle 19, non un turnover massiccio, ma ragionato, anche perché c'è da gestire l'assenza pesantissima di Ranocchia, un punto fermo nello scacchiere rosanero. I due francesi, Blen e Gomez, sono in corsa per il posto del numero 10. In difesa Magnani dovrebbe prendere il posto di Peda come braccetto di destra, in avanti possibile nuova chance dal primo minuto per Jonsen, il norvegese, dovrebbe prendere il posto di Leduaron sulla tre quarti, poi ovviamente conferma per Palumbo e poi Giampalo. Ritorniamo a occuparci del Catania perché è ufficiale. In una nota il Catania Football Club comunica di avere sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l'allenatore in seconda Michele Napoli. Ai due professionisti, si legge da parte della società, va un ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio delle migliori fortune personali e professionali. Dunque vi invito a rimanere con noi perché tra pochissimo ci sarà Anteprima Corner, Angelo Gagliano in studio. Naturalmente buona parte sarà dedicato proprio al Catania, ma il faro, l'obiettivo è puntato anche su tutte le altre siciliane di Serie B e Serie C. A tutti voi un grazie per averci seguito, il nostro telegiornale tornerà alle 19.